Eccoci qui con Giampaolo Breda, il presidente di AIS Veneto, Associazione Italiana Sommelier, importantissima veramente. Ciao, buongiorno, ciao. La cultura del vino e tutto quanto. Allora Giampaolo, io con te vorrei descrivere una giornata speciale e subito vi dico la data da non perdere: domenica 17 marzo a Treviso, alla Piazza Borsa, dove c'è la Camera di Commercio. Dove c'è la Camera di Commercio, sì, non mancare, aspettiamo anche te naturalmente, una giornata dedicata ai migliori vini del Veneto, Venezia Tasting si chiama, tutte le informazioni ovviamente sono nel nostro sito aisveneto.it. Una giornata dedicata a degustazione, banchi d'assaggio, masterclass e anche un momento di riflessione su un personaggio che è stato molto importante per AIS Veneto. Allora andiamo per gradi, perché certo. Effettivamente io l'ho vissuta l'anno scorso ed è veramente meravigliosa. Si entra in questa Camera di Commercio stupenda, una sala stupenda, storica, con tutti questi banchi d'assaggio, sono più di 90 cantine quest'anno, di più ancora. Abbiamo voluto strafare, di aziende, abbiamo aumentato il numero di aziende perché la richiesta è sempre maggiore, quindi cerchiamo di offrire anche maggiori possibilità non soltanto ai nostri soci, ma è aperta a tutti, quindi si può... Quindi un sacco di proposte, un sacco di eccellenze, perché ovviamente sono selezionate, meravigliosamente selezionate. Poi banchi d'assaggio, degustazione, masterclass. Sì. Piano superiore si apre lo scenario di masterclass, quindi dedicate ai migliori vini del Veneto. In questo caso andremo a parlare di bordolesi veneti, il taglio bordolese, quindi quei vini a base di Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, quel blend, no? Quell'uvaggio. Poi parleremo anche del Custozza con il consorzio, quindi approfondimento su un vino del lago, un vino fresco, pronto, ci prepara già per l'estate. E poi una chicca sul Reciotto della Valpolicella. Che è una grande icona, diciamo così, effettivamente, sì. Dei vini. Non solo questo, ovviamente, perché ci sarà anche un momento veramente speciale. Tu lo stavi accennando prima. Ci tenevo tantissimo, un momento dedicato ad una persona che non è più con noi, ma è stato un grande presidente, Dino Marchi. Ci sarà il memorial dedicato a Dino Marchi, è di carattere biennale, siamo alla seconda edizione e nel contesto andremo a consegnare degli attestati per le aziende che si sono distinte per etica, per sostenibilità, per motivazioni magari legate all'arte che va a sposare il mondo del vino, quindi un memorial con riconoscimento in nome di Dino Marchi, però anche alle aziende che in qualche maniera si sono distinte. Allora c'è una filosofia molto bella in questo evento che si chiama Venezia Tasting, quindi l'assaggio, no? Perché sapete che il marchio Venezia parte da AIS Veneto, ma parte proprio come guida per darvi l'elenco, la conoscenza dei vini. Arriva Venezia Tasting, lo potete assaggiare, c'è l'app Venezia che vi permette di essere autonomi in giro per il mondo con i vini, quindi un marchio importante per rendere accessibile la cultura del vino. Assolutamente. Che non è complessa nel senso negativo, è variegata ed incuriosisce sempre. E merita di essere vissuta al 100%, quindi quel calice in cui dobbiamo scoprire tutto un mondo di cultura e quella storia millenaria che ci appartiene da sempre. Allora basta andare sul sito aisveneto.it, vero Giampaolo? C'è tutto. Quindi è veramente aperta a tutti e la cultura veramente, quando uno dice ma invece così si può assaggiare e capire. Assolutamente. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo, è sempre un po' così, però ricordatevi che sarà un evento meraviglioso, ve lo dico io, l'ho già vissuto l'anno scorso.